Buongiorno carissimi amici, eccomi di nuovo qui a giocare ai fornelli. E4, questa volta giocherò l'attacco indiano. Vediamo un po'. Ok, cavallo F3, porterò il mio alfiere in fianchetto, la donna va in E2. Wow, ha già bloccato il centro. Wow, non mi lascia più giocare E5, benissimo. Ok, lui ha perso un tempo, diciamo. Devo giocare A4 per mantenere il mio cavallo in C4, da lì sta attaccando. Wow, c'è un avamposto in B6 adesso. Voglio giocare cavallo B6, minacciare la torre e poi cambiare il suo alfiere buono. Me lo fa fare, che carino. Ok, dai, prendiamo l'alfiere buono e poi devo difendere il mio pedone in A5. E vediamo, farò l'attacco con F4 probabilmente. Lui dovrebbe giocare C4, forse proprio ora, ma non penso che lo farà. Gioco un B3, poi per non lasciarglielo fare. E poi cavallo H4, F4, F5, G4, G5, G6 e poi gli faccio scacco matto. Bel piano, giusto? Ok, vediamo un po' quello che fa. Se fa C4 adesso la storia può cambiare un po'. Adesso non lo può più fare. Un'altra idea sarebbe spingere l'altro pedone. Ok, non vuole che io gioco cavallo H4. Abbiamo capito, cavallo E1 non piace a me. Cavallo G5. Ah, 3 battiti. 3 attacchi su F4. Ma dai, giochiamo un po' così. Poi voglio portare l'alfiere qua, sulla diagonale lunga. Se gioca a cavallo G4 mi fa un piacere, così glielo inchiodo. Vediamo. Questo cavallo dovrei portarlo D2 e poi C4. Quindi devo spostare l'alfiere da qua. Dove vuoi andare? Carissimo, dove vuoi andare col tuo cavallo? Ok, se gioco cavallo G5, H6, donna H5, sacrifico il cavallo, apro la colonna H, poi li faccio matto o no? Inchiodiamo quel cavallo prima, poi gioco H5. Avrei dovuto giocare prima H5. E poi alfiere H3. Ah, non ti piace? Va bene che non ti piace. Ok, adesso posso portare il cavallo H4 e poi magari F4, donna G4, un H6 si impone per farlo spingere il pedone, così si indebolisce le caselle scure. Va bene, va come il piano, tutto conforme al piano. Adesso sto attivando i miei pezzi, ho la coppia d'alfieri. Oh, ha un cavallo inchiodato. Davvero, vuoi prendermi quel pedone? Te lo sto regalando, dai. Faccio da brava. Ok. Posso prendere il 5 e inchiodargli il cavallo. Oppure posso spingere spietatamente. Non è da me. Dovrei essere più gentile con i miei avversari, lo so. Ok, avevo visto qualcosa, ma... Wow, cos'è questo? Se spingo F6 non va bene, vero? Ah, devo cambiare il mio alfiere. Va bene, tanto gli rimane il re senza l'alfiere da fianchetto. Sto bene anche col tempo. Adesso se fa cavallo H5 li spingo F6, sorpresa. Deve giocare cavallo D5. No, sempre F6, poi lo perde. Ah, che bello. Adesso devo soltanto... Oh, ok. Se no avrei comunque sia raddoppiato le torri e preso in G6. Ok, vediamo dove va questa donna. E poi gioco... E poi devo giocare alfiere G4 una volta che difendo questo pedone. E deve giocare re G8.
Te lo regalo o non te lo regalo? Dai, non te lo regalo. Un'altra volta. Ok, adesso l'ala di re è bloccata. Cavallo F5 fa qualcosa e cavallo E7. Se potevo riportarlo in D5, no, ma E7 è un bel avamposto. Se me lo vuole cambiare, torno D5. Sì, sta meglio lì che in H4. Ok, però se faccio cavallo F5 fa prima cavallo prende F6, se faccio scacco donna prende, devo prendere di torre F6, ho perso il pedone, si difende la donna e non ho più minacce. Dai, magari non lo faccio. È estetico, però forse non è il migliore. Oh, cosa sto dicendo? Non può prendere... Ah, aspetta. Quindi... Cavallo F5 donna prende F6, cavallo E7 donna prende E7 perché il cavallo in C6 la sta difendendo. Dai, continuiamo con questo piano, il piano vecchio. Re H8 si impone. E poi gli catturo il cavallo, lui prende di pedone, donna G7 matto. Buon piano. Però ci sono tante le varianti che stiamo calcolando durante la partita. Diciamo che 90% di quello che si sta calcolando non succederà. Ok, vuole prendermi quel pedone, vai avanti a prenderlo, ma non mi serve questa torre. Cosa faccio? Dai, vengo qua perché è carino farlo. No, catturo in G6. Alfiere E6. Poi presa in G6. Potrei farlo, ma mi serve la torre in H1 per questo. Dai, vediamo cosa fa. Magari si sta allontanando con qualche pezzo in A5. Quello è un pedone così come quando si va a pescare. Wow, veramente! Adesso deve solo decidere se cavallo per G6 prima o se alfiere per E6 prima. Una bella decisione questa. Spero di aver fatto quello che dovevo fare. Dai, prendi con l'H, così ti riprendo e poi matto in G7. Bella partita, ragazzi. L'ha fatto davvero! Pedone inchiodato! Anche se è una forchettina. Sì, che bell'attacco, le ho aperto tutto l'arocco. Mi fa solo piacere. Grazie, grazie per la vostra attenzione. E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!